Buonasera, benvenuti al telegiornale sportivo di Mantovani. Apriamo con il calcio. Il Mantova risorge al Martelli, i biancorossi schiantano 3-0 il Pavia, conquistando la prima vittoria della stagione. In rete Paro, Caridi e Said. Vediamo. Ottava giornata di campionato in Lega Pro, il Mantova riceve al Martelli il Pavia con il chiaro obiettivo di conquistare i primi 3 punti della stagione. Agli infortunati Raggio Garibaldi, Todisco, Pondaco, Trainotti e Novotny si somma anche Marchiori, bloccatosi nel riscaldamento pre-partita. Juric, che schiera i suoi con il 3-5-2, fa arretrare Scalise nei 3 davanti a Feste insieme a Sini, Scalchi e Scrosta. A centrocampo Gonzi e Blasé sono gli esterni, con Zanetti, Paro e Di Sant'Antonio nel mezzo. Davanti confermata la coppia provata in settimana con Said e il rientrante Caridi. Ed è proprio Dontano il primo a farsi vedere al quarto con un tiro di destro bloccato senza problemi dal portiere. Il Mantova è sceso in campo con il giusto piglio e poco dopo il quarto d'ora passa. Il gol lo realizza Matteo Paro al 17esimo con un velenoso calcio di punizione che beffa Facchin sul primo palo. Il Pavia prova a ripagare i biancorossi con la stessa moneta, ma Festa è attento ad alzare sopra la traversa. Al 22esimo si vede Said, ma il numero 9 dell'ACM non riesce a centrare il bersaglio. Prima dell'intervallo il Mantova trova però il gol del 2-0 che indirizza definitivamente il match. Scalise fa partire un tracciante per la testa di Caridi, che in tuffo anticipa il marcatore e realizza sotto la curva T la seconda rete dal suo ritorno in riva al Mincio. In campo c'è una squadra sola e prima dell'intervallo Zanetti si divora il 3-0 su assist al bacio di Caridi. Ad inizio ripresa i ragazzi di Juric chiudono comunque i conti. Corre il 59esimo quando Said sfugge alla disattenta difesa bianco-blu, si invola verso il portiere e lo trafigge per il 3-0 che sarà il risultato finale. Dopo il tris non c'è più nulla da segnalare se non una staffilata su punizione di Paro al 65esimo. Nel giro di un quarto d'ora Juric mette dentro Sartore, Fortunato e Creati per Said, Zanetti e Caridi. Allo scadere il soldatino spreca il suggerimento di Fortunato sparando alto il possibile 4-0. Finisce qui, la CM rialza la testa e conquista la prima vittoria della stagione. Sentiamo ora le interviste raccolte nel dopopartita. Ma io penso che tante volte abbiamo fatto buone prestazioni e ci mancano tanti punti perché è un grande rammarico, perché sarebbe un campionato comunque parti con un'altra idea, no? Poi oggi sappiamo che loro hanno grandissimi giocatori, sicuramente quando vedi in panchina Biasi, Abate, entra Falconieri, hanno giocatori di altro livello, no? Però penso che l'abbiamo preparato bene, i ragazzi sono stati concentrati, poi un po' di rammarico magari che potevamo anche chiuderla prima, che abbiamo avuto 3-4 tu per tu con portiere, e là magari bisogna essere anche un po' più cinici per chiudere prima questo tipo di partite. No, però siamo contenti, credo che abbiamo fatto una gran partita, siamo andati a prenderli alti, abbiamo attaccati, non abbiamo fatto giocare, siamo stati bravi a ripartire, abbiamo sbagliato poco, sicuramente potevamo fare forse qualche gol in più, però credo che abbiamo fatto una gran partita. Sì, vabbè, la fiducia del mister è stata dal primo giorno in ritiro, anche prima quando mi ha chiamato, e io ho sempre cercato di dare il massimo per tutti, per questa squadra, però non è che stava diventando una sessione, comunque ero tranquillo, sapevo che il gol sarebbe arrivato, ma sapevo in primis che sarebbe arrivata la vittoria per noi, perché per come lavoriamo, per come aggrediamo gli avversari, per come giochiamo, cioè era impossibile che anche noi non avremmo vinto una partita. La contentezza c'è, però bisogna continuare, perché se non continuiamo la contentezza rimangono un giorno e poi basta. Però quello che ho visto oggi, se giochiamo così, qualcuno all'inizio anche di voi non ci credevamo, che noi potevamo, però abbiamo un allenatore che è eccezionale. Io sono stato 2 giorni qua in sede, mentre che girava era lì in quell'ufficio lì, delle ore e ore a studiare tutta la parte tattica, tecnica, i movimenti e cose. Vuol dire che l'allenatore merita tanto anche lui di questa vittoria e di questa squadra, che oggi veramente abbiamo giocato alla grande.
Vi leggiamo anche gli altri risultati della giornata: Albino Leffe Salò 0-0, Gian Erminio Torres 1-0, Venezia Monza 0-1. Si stanno giocando Lumezzane Real Vicenza, Cremonese Alessandria, Arezzo Pordenone, Novara Bassano. Ricordiamo che ieri il Como ha battuto la Pro Patria per 4-3. Parliamo di Serie D, doppio impegno casalingo per Castiglione Castellane Rosso.